Si avvicina la stagione dell'alpeggio, le malghe dell'altopiano di 7 comuni stanno per riaprire e per l'ennesima estate agricoltori, allevatori e malgari dovranno fare i conti con la presenza dei lupi e naturalmente con le predazioni. Si ritorna in montagna con la paura del lupo e questo è un dato che ci è stato illustrato anche nei giorni scorsi attraverso una relazione che va a testimoniare una forte presenza su tutto l'arco alpino della nostra montagna, sia sul Bellunese ma anche sul Vicentino e il Veronese. La situazione è praticamente invariata da quasi un decennio, anzi le uniche variazioni sono quelle che riguardano l'incremento dei lupi in altopiano, certificato anche dalle ultime verifiche degli addetti ai lavori. È una situazione che si porta avanti da 10 anni, dove noi anche come Regione da 10 anni chiediamo ai vari governi che si sono succeduti comunque un piano di contenimento. La risposta? Eccola. La risposta da parte del Ministero è una risposta assurda, cioè che bisogna attendere un attimo i dati, che comunque è un animale tutelato a livello internazionale, però spiace constatare che gli altri paesi a livello europeo hanno adottato delle misure concrete anche con dei piani di contenimento. In Italia la situazione è un po' diversa, con tutte le conseguenze del caso. L'Italia, sull'onda dell'animalismo spinto, che non pensa più alla tradizione di montagna, alla cultura di montagna, ma soprattutto al mantenimento della nostra montagna, sta dicendo che praticamente va bene così, i lupi stanno bene in montagna, peccato però che anno dopo anno sono sempre meno gli agricoltori che decidono di portare i propri capi in montagna, creando così di conseguenza un abbandono dei pascoli e la perdita anche di quella che è, a parte la tradizione montana del nostro territorio, ma anche la perdita di prodotti tipici legati proprio ai formaggi del peggio e quindi a una tradizione millenaria.